È ancora vivo nella mente dei cittadini naresi il ricordo dell'esperienza cinematografica vissuta dal centro barocco in occasione delle riprese del film La scomparsa di Patò del regista Rocco Mortelliti, film tratto dall'omonimo romanzo dello scrittore empedoclino Andrea Camilleri, pellicola che segna, tra l'altro, la prima trasposizione cinematografica di un romanzo del padre letterario del commissario Montalbano e che, coinvolgendo nelle riprese l'intera popolazione, ha trasformato la città di Naro nella vigata teatrale decantata da Camilleri ed immaginata dagli sceneggiatori del film. Partecipazione talmente sentita che l'amministrazione comunale di Naro ha intitolato un anfiteatro urbano proprio ad Antonio Patò. Alla cerimonia di intitolazione erano presenti tra gli altri anche il sindaco di Naro Pippo Morello, il regista Rocco Mortelliti e Rino Schembri, docente di storia del cinema all'Università di Palermo. Rocco Mortelliti, Patò, oltre al personaggio, è diventato anche un po' l'emblema di Naro, addirittura gli è stato dedicato un anfiteatro. Beh, questo non me lo sarei mai aspettato, devo dire la verità, è stata una bellissima sorpresa. Sì, perché poi Patò è anche legato molto al teatro, in quanto Patò è, come direttore di banca, è anche un bravissimo interprete di Giuda nel Mortorio, che appunto si fa anche a Naro. Naro è la nuova Vigata. Sì, è la prima volta che un romanzo di Camilleri venga girato in un posto diverso dal territorio ragusano, ed è la prima volta perché non si tratta di un film con protagonista montalbano, ma è uno dei romanzi storici, e quindi legare Naro a Vigata è una cosa molto importante. Chissà se non rimanga a lungo questo binomio Naro-Vigata. Che cosa rimane a Naro dopo la lavorazione del film La scomparsa di Patò? Noi speriamo che rimanga tanto, tanto è rimasto nell'idea, è rimasto nei ricordi, è rimasto nella vita di tanti che hanno vissuto veramente quelle giornate con grande entusiasmo, con grande passione, e noi vorremmo che rimanesse ancora altrettanto nei ricordi dei nostri ragazzi, nel futuro di Naro. Anfiteatro Patò ubicato nella Villa Matteotti, che è stato impreziosito anche di una scultura mista in ferro e ceramica, opera dell'artista Miriam Pizzimento, che immortala i volti del protagonista del romanzo Patò e del suo creatore, ovvero Andrea Camilleri. Presente a Naro anche la figlia di Andrea. La manifestazione voluta dall'amministrazione comunale si è chiusa con la proiezione del film.